ti fai rimproverare anche dagli ascoltatori. Lo so. Paolo però, dice: ma ne avete volontà a travagliare, sì o no? La colpa è tua. Volevamo cominciare Cascurao. Te ne stai fregando, no, proprio, te ne stai fottendo, glielo puoi dire. Donietta, la colpa è tua e basta. Ma dai, e com'è? E per favore, fuori da questa regia, anzi da questo da questo studio. No, da questo splendido studio. Fantastico studio, anzi, perché oggi al 333 477 2239 accettiamo solo messaggi che ci dicono chi siete, da dove ci scrivete, quindi da dove molto ci ascoltate importante. E soprattutto che lavoro fate, sì, insomma, la vostra età, se vi fa piacere, e vabbè, gusti sessuali non c'è bisogno, perché tanto lo sappiamo che voglio dire, abbiamo un pubblico di un certo livello, e poi vogliamo anche sapere, magari se vi rimane tempo e caratteri, quale è la situazione meteorologica dalle vostre parti. Dai, perché no? Anche perché a Catania insomma c'è un sole abbastanza forte, devo dire. Fammelo dire. Sì, solo che ci sono le nuvole. E infatti fammelo dire. Miseria. Neither fish no flesh. Quindi? Né carne né pesce. È un tempo un po' così, è un tempo che non è definito. Mario 79 dice: ciao Peppe e Fabio, mi salutate i miei cugini Peppe Antico, Agata e il piccolo Nino. Perché no? Peppe Antico com'è? Tipo cafolina da un godo, no? Antico, tutto crepato. Quelle giacche a scacchi, hai presente? Sì, come puoi dire, Caruso, una polo Lacoste? Vi giuro, c'è il coccodrillino della Lacoste che è affrontato della serie. Perché non si usa più sto colore? Ma che dice? Il classico. È il classico che non tramonta. Ma è un verde Roland Garros, ti giuro. Cioè, tu metti che c'è un serial killer per che dici oggi voglio sparare a uno. A cui ci sparo, come viene a questa maglietta che dai all'occhietto, dai all'occhio. Esatto. Vabbè, va. Ciao, mi chiamo Andrea, per favore mi dite il titolo del sottofondo della musica sexy che mettete ogni giorno quando parla, mi pare Jonathan. No. A parte che sei un cannarozzone perché è Gregory che parla con la voce sexy e con la musica sexy. Guarda, anzi ti facciamo addannare un attimo. Ma non è ti faccio sentire questa. Ciao. Non sono Gregory. No. Però ti dico che questa musica non l'avrai mai. Ecco, certo. Ciao mangiati, sono Simone, sono un alla catalla radiodipendente. Per caso conoscete una Mavara, Vicky Stumisi, ma in aiuto tutte cose stotti. Beh, figurati, l'avessimo conosciuta, insomma. A quest'ora non saremmo neanche qua. Magari saremmo, che ne so, alle Bahamas. Per esempio. A grattarci la panza. Io con una biondona che mi ciuscia. Che lo ciuscia, per carità. Che mi ciuscia la biondona, posso dire la biondona che mi ciuscia, trovi un coppia mosso da frontone. Cioè tutti. Ma chi è? Pazza per davvero? Tutti nella vita desiderano una bionda che ci ciusci. E io magari col biondo che lo ciuscia, no? Col biondo che ti ciuscia, no? Sì, vabbè. Dai, il biondo che ti ciuscia e ti canta una canzoncina. Casualmente Nome Roberto, cognome Motta. Mamma mia, anni 27, residente a Belpasso, lavoro rappresentante di lubrificanti e carburanti. Ma quando mai? Benzenato. Ma quando? Ma neanche se non fa niente giornata, è uno conosciutissimo proprio per non fare niente. Tu pensa che suo padre ci manda i messaggi per dire ci riuscite a mio figlio che invece era mandare messaggi sono a travagliare. Classico rappresentante del fancazzismo più assoluto. Ma poi guarda cosa dice: radio che ascolto RSC, gusti, amo le donne, adesso ritorno al lavoro che già si sta facendo l'ora dell'aperitivo al bar. Alcolizzato. Cioè, quindi quando mi sbrigo a lavorare, ora dico io, stacanovista. ma scusami, voglio dire, se vuoi lavorare e vuoi anche fare questa vita da bar, ma diventa, che saccio, rappresentante do Gin, Bosford, che ne so, diventa rappresentante do Campari, vedi tu, no? Almeno, voglio dire, così fai anche il test del. Oppure Giuseppe, visto che ci sono questi ragazzi che se la caliano in massa, se portano magari un barman gonfiabile. Perché no? Nel kit sembra un kit. Il barman gonfiabile. Roberto è si vede, è gonfiabile, anche perché qui che non unghiassa Roberto. Se vi la fotografia ti viene da unghiarlo, giuro. Senza neanche conoscerlo bene. Buondì da Sciumi, sono di Paternò e lavoro per le politiche sociali, sì. Oh, ma Barbaro, un ne? Dov'è Barbaro? A Paternò. A lavorare! Sì. Salutiamo a Barbaro! Castiglia, daglielo il titolo del sottofondo, ti faccio buono io, vieni a Caltabiano che ti do 4 nodi di salsiccia. Tanto non te lo dico mai. Il titolo di questo sottofondo, perché è un'esclusiva di Gregory, il tuo panificatore di fiducia, l'unico che fa i biscotti della monaca dritti. Alla catalla.
E ci risiamo. Eccoci 12.51, questa è Alla Catalla, in onda anche oggi come ogni giorno da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 14 su RSC Radio Studio Centrale. Mi raccomando, se volete ascoltateci anche su internet, lo dico soprattutto a beneficio di chi magari in questo momento sta vedendo questo filmato su YouTube, grazie al nostro amico Tony Etna. Grazie, se volete Tony. ascoltarci su internet www.studiocentrale.it, addirittura anche dall'Ungheria, pensate un po'. L'Ungheria che Antonio conosce bene perché è andato a fare un corso di nail art perché la fanno le unghie, l'Ungheria, certo. Capito? Ma non solo, lì sono tutti alti come me, infatti Antonio ha avuto qualche problema, sentite, a un certo punto ci venne un attimo di mangamento perché sono tutti l'Ungheria, là sono tutti alti, una minchiata, penso era una carusa che salutiamo, la vogliamo salutare, come si chiama? Si chiama Giulia, che è stata qui in vacanza, di un angelo, è stata qui in vacanza a Catania, lei era felice perché ha conosciuto Giuseppe, ha conosciuto me, bene. Anche Giovanni Pellerito dobbiamo dire, primo corno del al chiosco. Ah, veramente? No. È davvero? Sei innamorato. Ma che mi stai dicendo? Io sono Ale, ho 2 figli, il mio lavoro è babysitter perché adoro i bimbi, anche quelli monelli. Oggi sono a riposo e sto pulendo la mia casetta e lo faccio allegramente perché voi mi fate compagnia. Augurandovi una buona giornata vi lascio. Ciao. Buongiorno, sono Concetta da Paternò. Ormai vi seguo ogni mattina, siete troppo persi. Per favore, ogni tanto mettete Claudio Baglioni le canzoni nuove che ancora non ho comprato l'album. Hai capito? Chiama la babba. Quando compri l'album, telefonami perché io ho il doppione di coso del Piero e poi c'hai l'Edesma, Zorboti e la squadra della Scafatese. Un'unica Scafatese, io che ancora. Poi sono Giovannone, ti ascolto dai tempi della migliore accoppiata con Claudio. Ma vabbè, ma non mi offendo mica, ma figurati. Cazzerini. Ma va bene. Poi dice scherzo. Vabbè, vi ascolto in zona Picanello e faccio il disoccupato da 5 mesi. Speriamo in qualcosa di nuovo, in un lavoro. PS, saluti a Gregory. Se ha bisogno di un aiuto per fare i cornetti, dice casomai ci sono io. Ciao ragazzi, sono Valentina, vi ascolto da Londra. Un abbraccio a voi e a tutta la mia Catania. Siamo Cioppo Pessi, ovvero We Are Very Lost. Half-hearted love affairs. Poi sono Giovanni da Messina, ho 37 anni, compare e vendo insegne. Adoro le barzellette di Giuseppe e quando ascolto il vostro programma mi intapperia la testa in taglio. No, non ha scritto. No. Lo spazio e la leggerezza sono garantiti. Ecco. Sogno Roberto, detto Mattiddina, mi occupo di trasporti di carne umana, faccio tassista, vai. Ciao ragazzi, siete bellissimo. Siete grandi. Bravo. Sono Francesco e faccio il rappresentante e oggi vi ascolto da Agireale. Salutiamo tutti gli amici di Agi. Ciao. Ciao. Noi invece diamo appuntamento, caro Bafio, a domani dalle 11.30 alle 14 con Alla Catalla su RSC, sempre che non ci arrestino dopo tutte queste belle canzoni. E vabbè, pazienza, cose che ammattano. Noi diamo appuntamento a domani, ma anche stasera con la replica alle 20. Ciao Bafio. Ciao Giuseppe. Alla Catalla. Alla Catalla. Su Radio Studio Centrale